Inaugurato al plesso scuola media dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca, uno spazio di apprendimento innovativo capace di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie come previsto dal decreto del MIUR del novembre 2018. Il Comune ha anche contribuito alla realizzazione dell'aula innovativa con il contributo del 16% dell'importo totale, una nuova opportunità di crescita didattica e personale offerta agli alunni e a tutte le attività che la scuola intende offrire al territorio, circa 200 alunni di scuola media che frequentano l'istituto. Siamo felicissimi di aver contribuito a questo progetto innovativo, multimediale. Per questo ringraziamo ancora una volta il dirigente scolastico, la dottoressa Fazzi, che ha fatto sì che questa scuola diventasse una delle eccellenze provinciali. Cosa dire? In quest'aula i ragazzi potranno approcciarsi al mondo della tecnologia e migliorare un percorso che già è in essere, sicuramente volto al futuro e alla crescita. Allora, ci troviamo in un'aula particolare che inauguriamo oggi, che abbiamo realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. È un'aula innovativa, un ambiente di apprendimento nuovo, diverso, per sviluppare le capacità digitali, ma soprattutto la metodologia e la didattica innovativa, per aiutare i nostri alunni ad raggiungere grandi competenze, in particolare le 8 competenze europee. Grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale siamo riusciti a realizzare questo ambiente, ma anche grazie al cofinanziamento che abbiamo avuto dal Comune di Realmonte, che ha partecipato per il 16% al finanziamento di queste attrezzature. Grazie.